Come abbiamo trasformato i difensori delle montagne nei guardiani delle villette? Pastore del Caucaso, pastore dell'Asia centrale, Alabai, Kangal, pastore dell'Anatolia, maremmano abruzzese, cane corso, dogo argentino, presa canario, rottweiler, fila brasileiro. Negli ultimi anni questi nomi hanno invaso letteralmente la cinofilia italiana. Alcuni sono diventati leggenda, altri sono diventati moda, altri ancora grandi operazioni di marketing. Altri ancora sono stati trasformati in una specie di religione e ogni volta che uno di questi cani compare in un video, nei commenti succede sempre la stessa cosa. Ma contro un cane corso? Ma contro un dogo argentino? Ma contro un rottweiler? Ma contro un presa canario? Ed è qui che capisci qualcosa che non sta funzionando. Perché il problema non è la risposta, il problema è la domanda. Il problema non è chi vincerebbe, il problema è che quasi nessuno ha capito per cosa sono stati creati. Perché negli ultimi anni abbiamo assistito a qualcosa di molto curioso. Abbiamo preso cani selezionati per difendere montagne, steppe, greggi, territori immensi, lupi, orsi, sciacalli e li abbiamo trasformati nei guardiani delle villette a schiera sulla Laurentina o al Mugello. Capite che non è la stessa cosa. Non sto scherzando. Perché se ascoltate una parte della cinofilia moderna, sembra quasi che il pastore del Caucaso, l'Alabai, il Kangal o il pastore dell'Anatolia siano stati creati per sorvegliare un cancello automatico, il videocitofono, il giardino con il barbecue, il corriere Amazon. Un corriere Amazon non è un lupo, eppure il racconto è diventato questo. Ma siamo sicuri che sia davvero così? Siamo sicuri che il cane ideale per difendere una villetta sia lo stesso cane che per secoli ha difeso una montagna? Perché più studiavo e studio queste razze, più mi rendevo e mi rendo conto che forse stiamo guardando la questione dal lato sbagliato. C'è stato un periodo nel quale il pastore del Caucaso era quasi uno sconosciuto. L'Alabai, una parola misteriosa, il Kangal era roba da appassionati, il pastore dell'Asia centrale viveva nei libri e nelle fotografie. Poi arrivarono internet, i forum, Facebook, YouTube, TikTok e improvvisamente i grandi guardiani del bestiame diventarono protagonisti. D'altra parte era inevitabile perché tutti questi cani possiedono tutto ciò che affascina l'essere umano. Tutto ciò che ha sempre affascinato l'essere umano, perché l'essere umano è rimasto essere umano, con le sue debolezze e quindi dimensione, potenza, mistero, origini lontane, storie di lupi, storie di orsi, storie di montagne, storie di steppe infinite. È così che è nato il mito del cane definitivo, il mito del cane invincibile, grosso e forte, il mito del cane che può fare tutto. Ed è qui che spesso iniziano i problemi. Perché quando una razza diventa una leggenda, la leggenda finisce quasi sempre per divorare la realtà. Ogni volta che una razza diventa leggenda, qualcuno smette di guardare il cane e comincia a guardare il mito. Oggi il lupo è un documentario, una fotografia, una notizia, per molte persone è addirittura un simbolo romantico, ma per migliaia di anni il lupo è stato un problema concreto, un problema economico, un problema quotidiano, perché perdere delle pecore non significava perdere un hobby, significava perdere denaro, cibo, lavoro, sopravvivenza, esistenza. E allora serviva qualcuno che rimanesse lì, sempre. Quando il pastore dormiva, quando il pastore era lontano, quando il pastore non poteva intervenire. Nascono così i grandi cani da guardiania. Ed è qui che bisogna distruggere il primo mito. Questi cani non nascono per combattere, nascono per evitare il combattimento. Questa è una differenza enorme, perché il miglior cane da guardiania del mondo non è quello che combatte di più, è quello che riesce a scoraggiare il predatore. Chiaro? Chiaro, ecco lo dico io. Chiaro? Lo vede, lo valuta, lo mette in difficoltà, lo convince che non vale la pena tentare, da lì il pelo,
la grandezza, fine, missione compiuta. Il miglior guardiano non è quello che combatte, è quello che rende il combattimento inutile. Questa è una cosa che emerge continuamente negli studi sui Livestock Guardian Dogs che pubblicherò in descrizione. Perché le chiacchiere sono una cosa, gli studi e le review scientifiche sono un'altra. Quindi in descrizione troverete un po' di studi di questa roba qua. Perché altrimenti in cinofilia purtroppo vale tutto, o fortunatamente, forse fortunatamente ci permette di stare insieme e condividere la convivialità di certi momenti, perché le opinioni sono interessanti, ma le opinioni stanno al bar. Quando si analizzano decenni di lavoro sui cani da guardiania emerge sempre la stessa caratteristica: presenza, territorialità, autonomia, deterrenza, non aggressione continua, non ricerca del contatto, non desiderio di combattere, deterrenza, deve disinnescare, non innescare, una parola molto meno spettacolare ma infinitamente più importante. Adesso immaginate una notte, non una notte cittadina con le luci artificiali, una notte non illuminata, una notte di montagna, una notte di steppa, una notte senza lampioni, senza recinzioni moderne, senza telecamere. Da qualche parte qualcosa si muove, forse un lupo, forse due, forse qualche sciacallo, forse un branco. Il pastore dorme, nessuno sta impartendo ordini, nessuno sta controllando, nessuno sta decidendo, tranne il cane. Ed è qui che nasce il carattere del Caucaso, dell'Alabai, del Kangal, dell'Anatolia, del Maremano abruzzese. Per secoli questi cani hanno dovuto prendere decisioni senza l'uomo, valutare, interpretare, intervenire, aspettare, rischiare, calcolare. La loro grande qualità non era l'obbedienza, era il giudizio. Un cane da guardiania non nasce per obbedire, nasce per decidere. E qui arriviamo al punto che molti proprietari scoprono troppo tardi, perché una qualità straordinaria sulle montagne può diventare complicatissima in una villetta schiera, perché improvvisamente il cane continua a fare ciò che è stato selezionato per fare, decidere, prendere iniziativa, ma il proprietario vorrebbe che invece eseguisse un ordine. Ed è qui che nasce il grande inconveniente, perché se quel cane fosse un esecutore, avrebbero sbagliato centinaia di anni di selezione, perché lui è nato per essere un'altra cosa. Sono due mondi completamente diversi, eseguire o prendere una decisione. Se il pastore del Caucaso è nato per difendere una montagna, siamo sicuri che sia il cane più adatto per difendere una villetta? Se il pastore dell'Asia centrale è nato per difendere una steppa, siamo sicuri che sia adatto per difendere un cortile? Oppure stiamo confondendo due lavori? Stiamo adattando una nostra passione a una nostra necessità. Stiamo elaborando la nostra sensibilità al fine di un nostro gusto per raccontarcela in modo tornacontista, al fine di avere poi un risultato che possa perdonarci un peccato veniale di cinofilia. Facevi prima a dire: io voglio un'Asia centrale, io voglio un Caucaso, non mettiamo dentro altra roba. E adesso arriviamo al punto più delicato di tutto il discorso, anzi al punto che probabilmente farà arrabbiare qualcuno, speriamo di no. Perché quando si parla di questi cani si tende sempre a ragionare in termini di forza più grande, più pesante, più potente, più impressionante, ma la selezione non funziona così. La selezione non cerca il cane più forte, la selezione cerca il cane più adatto. Ed è una differenza gigantesca. La selezione non crea cane più forte, crea il cane più giusto o adatto o adattabile. Pensiamoci un secondo. Il pastore del Caucaso viene selezionato per controllare territori enormi, assi, geometrie, costruzioni. Un Alabai viene selezionato per lavorare in spazi immensi. Un'Asia centrale nasce in ambienti dove il suo orizzonte non finisce mai. Certo, non dietro una recinzione. Un'Anatolia vive per secoli in un mondo completamente diverso da quello urbano, cioè in tutta la sua esistenza un'Anatolia non avrebbe mai immaginato
un lampione, una vettura, una casa con i mattoni dritta, un grattacielo? Mai. E allora la domanda è inevitabile. Che cosa c'entra tutto questo con una villetta? Cosa c'entra con 3 pecore, una mucca e una stalla? Cosa c'entra con un cancello? Che cosa c'entra con il vialetto di casa? Che cosa c'entra con il vicino che porta fuori il cane? Cosa cambia tra coloro i quali per anni e per moda hanno acquistato gli aschi in città e noi li prendevamo tra virgolette in giro, mancando di sensibilità? Che cosa c'entra con un postino? Che cosa c'entra con il corriere di Amazon che deve portarti un pacco? Perché una montagna e una proprietà privata non sono la stessa cosa, non richiedono le stesse competenze, non richiedono gli stessi istinti, non richiedono le stesse capacità. Un cancello non è un gregge, una villetta non è una steppa, eppure per anni una parte della cinofilia ci ha raccontato che questi cani fossero la risposta universale a qualsiasi esigenza di difesa. Come se il fatto di poter affrontare il lupo significasse automaticamente essere il miglior cane per qualsiasi contesto. Ma è davvero così? Un pilota di Formula 1 è straordinario, ma questo non significa che sia il miglior autista per guidare un autobus in centro città, anzi, probabilmente non lo sa fare. Un carro armato è potentissimo, ma non è il mezzo ideale per consegnare la posta. E allora perché continuiamo a ragionare così con i cani? Perché continuiamo a pensare che un cane selezionato per un compito eccezionale sia automaticamente perfetto per qualsiasi altro compito? E qui voglio essere molto chiaro, perché qualcuno potrebbe capire il contrario. Il problema non è l'Asia centrale, il pastore del Caucaso, cani straordinari, l'Alabai, il Kangal. Il problema non è il pastore dell'Anatolia, sono razze incredibili, straordinarie per il lavoro per cui sono state create. Ed è proprio questo il punto. Molto spesso il problema nasce quando smettiamo di rispettare la funzione originale del cane stesso. Quando iniziamo a chiedergli di diventare qualcosa che non è mai stato, che non ha le possibilità di essere, quando iniziamo a proiettare sui cani le nostre fantasie molto umane, ne parlavamo prima, le nostre paure, le nostre sensibilità, le nostre necessità. Perché una cosa è difendere un gregge, un'altra è difendere una persona, una cosa è presidiare un territorio, un'altra è vivere in una relazione continuativa con l'essere umano. Una cosa è lavorare in autonomia, un'altra è collaborare costantemente con il proprietario. E qui arriviamo alla domanda che cambia completamente il dibattito. Se i grandi guardiani di bestiame sono stati selezionati per creare o per fare una cosa, quali cani sono stati selezionati per farne un'altra? Perché se da una parte troviamo i guardiani, dall'altra troviamo una categoria completamente diversa, una categoria che negli ultimi anni è stata spesso criticata, spesso fraintesa, spesso sottovalutata. I cani da presa. E per capire davvero la differenza tra questi due mondi, dobbiamo fare un viaggio completamente diverso. Non più tra montagne e greggi, ma tra masserie, cascine, proprietà, cortili, uomini che lavoravano fianco a fianco con il proprio cane. Perché forse il cane più adatto a vivere vicino all'uomo non è quello che per secoli ha vissuto lontano dall'uomo, su una montagna. E nel prossimo capitolo capiremo perché cane corso, dogo argentino, presa, canario e rottweiler sono stati selezionati seguendo una logica completamente diversa da quella dei grandi guardiani del bestiame. Per capire davvero la differenza tra questi due mondi, dobbiamo dimenticare per un attimo le montagne, dimenticare le steppe, dimenticare i lupi, dimenticare gli orsi, dimenticare quelle cose che da noi non ci sono, se ci sono, sono protette. E dobbiamo spostarci altrove, nelle masserie, nel sud Italia, nelle campagne, nelle aziende agricole, nei cortili, nelle proprietà, nei luoghi dove il cane non viveva lontano dall'uomo, viveva dentro con l'uomo, viveva accanto all'uomo, dormiva con l'uomo, perché è qui che troviamo il cane corso, è qui che troviamo molti molossoidi da lavoro, è qui che troviamo una filosofia completamente diversa.
Mentre il guardiano del bestiame nasce per controllare un territorio, il cane da presa nasce per affrontare un problema. E nelle parole comincia la differenza. Sono due concetti diversi. Il guardiano controlla un territorio, il cane da presa affronta un problema. Uno ragiona in termini di spazio, l'altro ragiona in termini di intervento. Uno presidia, l'altro agisce. Uno vive nella distanza, l'altro vive nella relazione. E questa differenza ha modellato tutto: il carattere, la selezione, il temperamento, il modo di lavorare, perfino il modo di guardare il mondo. Il cane corso, prendiamo il cane corso perché ci stiamo lavorando molto, è una delle razze più amate dell'Italia, forse anche in Italia, ma dell'Italia nel mondo. È una delle più discusse, una delle più imitate. Per anni si è raccontato che il cane corso fosse una sorta di macchina da guerra, come una specie di gladiatore con 4 zampe. Ma questa lettura è terribilmente, lasciatemi dire, riduttiva, perché il cane corso, quello storico, era prima di tutto un cane di proprietà. Un cane che viveva a stretto contatto con l'essere umano. Un cane che seguiva la famiglia ed eseguiva gli ordini della famiglia. Il lavoro, la masseria, le attività quotidiane. Non viveva a chilometri di distanza isolato sul cucuzzolo di una montagna. Non prendeva decisioni per giorni interi senza vedere una persona. Lavorava insieme all'uomo e questo cambia tutto. Il cane corso non nasce per sostituire l'uomo, nasce per lavorare con l'uomo. Il dogo argentino, e qui il discorso diventa ancora più interessante perché il dogo nasce per un progetto preciso, da un obiettivo chiaro, da una selezione estremamente mirata. Martinez non cercava un guardiano del bestiame, no, cercava un cane capace di affrontare selvatici pericolosi, puma, cinghiale, preda grossa. Anche qui il concetto è diverso. Non territorio, non deterrenza, intervento. Quando serve fare qualcosa, quando serve affrontare qualcosa, quando serve entrare in azione, il dogo viene chiamato, lavora, interviene. È una filosofia completamente diversa dell'amministrazione di tempo e spazio, di propriocettività in uno spazio enorme, dove su 100 pecore, e qui ci sarebbe tanto da dire, questi grandi cani da guardiania, c'è una stima che ne perdono il 10% quando vanno in montagna, e questo non viene mai raccontato. E voi siete disposti su 100 figli a perderne 10? No, ma probabilmente è la prima volta che lo sentite. È una filosofia completamente diversa, quella dei grandi cani da guardiania. Il guardiano spera che il conflitto non avvenga e in un gregge molto ampio il cane da guardiania tende a proteggere ciò che può proteggere e a lasciare ciò che non può proteggere. Il cane da presa è pronto quando il conflitto arriva. Il Rottweiler, forse una delle razze più fraintesi, ne abbiamo parlato un sacco di volte della storia moderna, perché molti lo immaginano esclusivamente come cane da difesa. Non è così, ma il Rottweiler nasce come cane da utilità, da lavoro, come cane utile, come cane da conduzione e protezione delle mandrie, come collaboratore dell'uomo. E ancora una volta troviamo lo stesso schema: relazione, collaborazione, presenza costante, vicinanza. Il Rottweiler non è stato selezionato per passare la vita su una montagna, è stato selezionato per lavorare con qualcuno, oltre che per fare qualcosa. Per questo spesso mostra una disponibilità nella cooperazione che appartiene a un mondo completamente diverso rispetto a quello dei grandi guardiani. Il fila brasileiro o anche il presa canario, pur con differenze enormi tra di loro, pur con storie completamente diverse, condividono un principio, un unicum. Sono cani che ruotano intorno all'uomo, alla proprietà, alla presenza umana, al rapporto con il proprietario. E questo viene scritto molto bene negli studi che troverete. Ed è qui che la distanza dai grandi guardiani diventa evidente, perché il centro del loro universo non è il gregge, non è la montagna, non è la steppa, è il genere e l'essere umano. Due filosofie opposte, ed è qui che possiamo finalmente capire il cuore di questo
video, di questo documentario, di questo tentativo. Perché il punto non è stabilire quale categoria sia migliore, che è la domanda in tutti i miei video più frequente: cosa pensi che io debba preferire per la difesa di casa mia? Un cane da presa o un cane da guardiania? Bene, non esiste una categoria migliore, esiste una categoria più adatta a uno specifico lavoro. Un martello non è meglio di un cacciavite, intendiamoci. Un trattore non è meglio di una ruspa. Dipende dal lavoro, sempre. E allora forse il vero errore nasce quando pretendiamo che un cane selezionato per una funzione diventi automaticamente il migliore anche per un'altra, e adattiamo le nostre fragilità, le nostre sensibilità, i nostri desideri non a quello che è, ma a quello che vorremmo. E va bene, ma non dobbiamo raccontare un'altra cosa. Non esistono cani superiori, esistono cani più adatti, non secondo Emanuele, non secondo te che guardi, secondo la scienza, secondo l'allevamento, secondo la produzione, secondo la selezione. Se un cane non fa quello che racconta la specificità di razza, cioè se un cane da guardiania non fa le cose che sono state raccontate in questo video e ne fa altre, ha fallito la selezione. Ed è forse proprio qua che internet si divide, perché una parte continua a chiedere chi è più forte, mentre la domanda giusta potrebbe essere completamente diversa. Più adatto a fare cosa? Perché adesso arriva la parte più scomoda di tutte, la parte nella quale dobbiamo chiederci se la cinofilia moderna abbia trasformato alcune razze in simboli e se dietro la moda dei grandi cani da guardiania ci sia qualcosa che va molto oltre i cani stessi. Ed eccoci arrivati alla domanda più interessante di tutti. Non la più tecnica, non la più cinofila, la più umana. Perché a questo punto sappiamo una cosa. Sappiamo che il pastore del Caucaso, che è bellissimo, non è un cane corso. Sappiamo che l'Alabai non è un dogo argentino. Sappiamo che il Kangal non è un Rottweiler. Sappiamo che il pastore dell'Anatolia non è un presacane. Ammazza però quanto sono belli. Io nominarli tutti insieme non ci riesco perché li vorrei tutti, sono tutti stupendi. Sappiamo che appartengono a mondi diversi, che sono stati selezionati per lavori diversi, che rispondono a logiche diverse. E allora la domanda diventa inevitabile. Perché proprio loro? Perché negli ultimi anni la cinofilia italiana si è innamorata di questi cani? Il fascino della frontiera. Credo che una parte della risposta sia molto semplice. Questi cani rappresentano qualcosa che la nostra società ha perso. Rappresentano la frontiera, i grandi racconti, la natura, il confine, l'ultimo pezzo di mondo che non è stato completamente addomesticato, ed è lì la nostra fragilità, compresa la mia. Viviamo in città, viviamo tra semafori, tra condomini, tra parcheggi, tra telefoni, schermi, device. Poi guardiamo un pastore del Caucaso in mezzo alla neve, un Alabai nella steppa, un Kangal che osserva una vallata e qualcosa dentro di noi si accende, come è umano che sia, perché stiamo guardando un animale che sembra appartenere ad un'altra straordinaria epoca, a un altro mondo, a un'altra dimensione più antica, forse più vera, sicuramente più selvaggia, più libera. Forse non ci siamo innamorati del Caucaso, forse ci siamo innamorati dell'idea di libertà, della proprietà transitiva che esso rappresenta. Poi c'è un'altra cosa ancora molto umana. L'essere umano ama le classifiche, ama i primi posti, ama i campioni, ama il concetto del migliore, ama il cane più forte, ama il cane più coraggioso. Qual è il cane che vince contro tutti? Qual è il cane definitivo? Internet vive di queste domande. Le piattaforme vivono di queste domande, gli algoritmi vivono di queste domande. Ma la selezione, lasciatemelo dire, canina, non ha mai funzionato così. Mai. Perché la selezione non cerca il miglior cane, cerca il più adatto, sempre. Il cane definitivo non esiste.
Esiste il cane giusto per un determinato lavoro. Eppure il mito continua, perché è molto più facile credere a una leggenda, lasciarsi affascinare da una sublime bugia, che studiare una reale funzione. E qui fermiamoci un secondo. Lasciamo da parte i social, lasciamo da parte le tifoserie, lasciamo da parte le guerre nei commenti. Poi dopo le riprendiamo che sono anche divertenti. Torniamo agli studi. Perché gli studi hanno un pregio, non si innamorano delle razze, non fanno il tifo, non partecipano alle fan war. Quando i ricercatori analizzano i cani da guardiania non si chiedono chi sia il più forte, si chiedono se il cane riesce a proteggere il bestiame, se riduce gli attacchi, se svolge il lavoro per cui è stato selezionato. E il risultato è sempre lo stesso. I migliori cani sono quelli che fanno bene il proprio lavoro, non quelli che sembrano impressionanti, non quelli che fanno più paura, non quelli che generano più visualizzazioni, quelli che fanno il lavoro. Fine. Agli studi non interessa il cane più forte, interessa il cane che funziona. La funzione. E allora forse possiamo finalmente dirlo, il grande errore della cinofilia moderna non è aver portato il Caucaso in Italia, non è aver portato l'Alabà in Europa, non è aver scoperto il Kangal o l'Asia centrale. Il grande errore è stato un altro, aver raccontato questi cani come se fossero qualcosa che non sono. Aver preso un guardiania del bestiame e averlo trasformato nel guardiano della villetta a schiera o nella villetta normale. Aver preso il difensore delle montagne e averlo trasformato nel difensore del cancello automatico. Aver preso il custode delle steppe e averlo trasformato nel custode del videocitofono. E non è una critica alla razza, è una critica al racconto. Perché il racconto a volte può essere molto più lontano della realtà del cane stesso. Forse il modo migliore per rispettare una razza non è idolatrarla, non è mitizzarla, non è trasformarla in leggenda, è comprenderla, capire perché esiste. Quello è il modo di amare una razza, capire quale problema deve risolvere. Cioè tu sei sicuro che nella tua villetta a schiera, nel tuo condominio bene, devi difenderti e hai bisogno di quel cane lì? Capire qual è il problema e la soluzione da risolvere, capire quale lavoro doveva svolgere, perché quando capisci la funzione, smetti di fare il tifo, di arrabbiarti sotto i video di Tizio, Caio e Sempronio. È una maturità ed è una debolezza umana, anche mia. E alla fine di questo viaggio, forse la risposta è molto più semplice di quanto sembri. Il pastore del Caucaso non è migliore del cane corso, il cane corso non è migliore del Kangal, l'Alabbai non è superiore al Rottweiler, il Dogo argentino non è inferiore all'Anatolia. Sono strumenti diversi, creati per lavori diversi, in modi diversi, per problemi diversi. E forse il vero segno di maturità cinofila la faremo nei prossimi anni. Arriva quando smettono di chiedere chi è il più forte e iniziano a chiedere per cosa è stato creato. Che bella domanda. Perché la selezione non serve a costruire il cane più potente, serve a costruire il cane più giusto. E il cane giusto cambia con il lavoro che gli chiediamo di fare. Forse il cane giusto per difendere una villetta non è quello che avrebbe difeso una montagna. Se questi contenuti vi piacciono, sostenete il canale. Abbonatevi al canale, iscrivetevi ai miei profili social, nel senso molti vivono questa community così, tanto no, a me piace proprio, fatemi domande, scrivete nei commenti, commentate, a me piace, ma soprattutto fatemi vedere che ci siete, quindi fate girare i video, tanto nel tempo abbiamo costruito una community non tossica, si escludono da solo, cioè quelli che entrano, il cane mio, quelli si escludono da solo, quindi seguitemi su LinkedIn,
su Facebook, su Instagram, ho un canale Telegram che si chiama Emanuele Artibani, ho voluto dare un nome originale. Seguitemi dappertutto, tanto sapete come trovare, cercatemi e seguitemi. Magari fatemi anche riconoscere, perché è una cosa che mi fa particolarmente piacere. Ricordo che ogni martedì esce un nuovo video e vi chiedo anche di mandarmi i vostri suggerimenti su quali sono i video che vorreste vedere. Non sono un jukebox, però magari provo a fare quelli che più o meno piacciono a tutti. Oh, a me piacciono a me.